Euroregione.news. È proseguito anche nel 2025 il percorso di consolidamento e sviluppo di Despar Nord in Friuli Venezia Giulia. A presentare i dati ai media il direttore di Despar Nord per il Friuli Venezia Giulia, Fabrizio Cicero, che ha ricordato in sintesi anche tutta l'architettura internazionale del gruppo SPAR, presente in 48 paesi nel mondo. Eccelle con i suoi 22 miliardi di fatturato, oltre 3.000 punti vendita e quasi 100.000 tra collaboratori e collaboratrici. SPAR Austria, presente in Austria, Slovenia, Croazia, Ungheria e Nord Italia. Nell'intera penisola il gruppo è presente in 17 regioni attraverso un consorzio di 6 soci. In Friuli Venezia Giulia il fatturato al pubblico nel 2025 ha superato i 690 milioni di euro, segnando una crescita del 2,69% rispetto ai risultati ottenuti nel 2024. Un successo maturato anche grazie al programma di investimenti aziendali che ha riservato al Friuli Venezia Giulia oltre 9,5 milioni di euro dedicati alle ristrutturazioni, all'ammodernamento e al potenziamento tecnologico di 2 punti vendita fra diretti e affiliati, entrambi dislocati nella provincia di Udine, e all'apertura di 2 nuovi negozi a insegna Despar a Trieste, di cui uno a gestione diretta in piazza Cavana. Complessivamente la rete in Friuli Venezia Giulia conta oggi 125 punti vendita, di cui 74 a gestione diretta e 51 affiliati. In effetti è stato sicuramente un anno importante. Il 2025 per Despar Nord in Friuli Venezia Giulia abbiamo superato i 690 milioni di fatturato con una crescita del 2,7%. Abbiamo investito oltre 10 milioni di euro in nuove aperture e in ristrutturazioni di punti vendita. Abbiamo aperto 2 nuovi punti vendita a Trieste e abbiamo ristrutturato un Eurospar a Tavagnacco e un Eurospar a Buia. Questo ci permette ogni anno di continuare a rinnovare, la nostra rete di vendita, e questo ci permette di essere ancora più vicini al territorio che per noi è fondamentale per la nostra attività. Noi vogliamo rendere al territorio una parte di quello che il territorio ci dà ogni giorno. Lo sviluppo del network ha generato anche un importante impatto occupazionale con 157 fra nuove assunzioni e stabilizzazioni contrattuali che portano a 2.232 il totale dei collaboratori attivi nella regione. La società è inoltre riuscita a conseguire alla fine dello scorso anno la certificazione per la promozione della parità di genere. Sì, la famiglia Despar in regione conta più di 2.200 collaboratori, di questi il 60% sono donne, abbiamo un turnover bassissimo, questo significa che da Despar si lavora bene, da Despar si sta bene. Abbiamo rinnovato pochissimi giorni fa il nostro contratto integrativo, dando delle ulteriori opportunità a tutte le persone che lavorano con Despar. Abbiamo alacremente proseguito il nostro ruolo di promotori delle filiere del territorio, ha continuato Cicero, valorizzandole attraverso tour ed eventi, ma anche aumentando a scaffale la presenza e il coinvolgimento delle microproduzioni locali. E quindi abbiamo dei progetti fondamentali, importanti. Uno tra tutti è Sapori del territorio, un progetto con il quale ormai da 15 anni raccontiamo le piccole aziende del territorio, raccontiamo cosa queste piccole aziende riescono a fare e quanto è importante il prodotto del territorio. Lo facciamo ormai da tanti anni, lo raccontiamo sui volantini. Da qualche anno abbiamo deciso di essere ancora più puntuali e precisi e quindi siamo andati a cercare le micro imprese del territorio. Lo abbiamo fatto negli ultimi 2 anni anche attraverso un progetto sostenuto dalla Regione con Promoturismo, attraverso un track allestito con una cucina e con una sala da pranzo. Siamo stati in oltre 40 piazze della regione per poter far degustare ai clienti questi piatti fatti dagli chef, fatti con i prodotti del territorio, ed è stato un grande successo. Lo abbiamo anche esportato, siamo andati anche in Veneto, in Emilia Romagna e in Trentino Alto Adige. Rimane alto l'impegno di Despar Nord nel sociale, con investimenti pari a 265.000 euro nel 2025 per il supporto diretto a iniziative benefiche e ad attività culturali e sociali. Altri progetti importanti per noi sono la vicinanza alle scuole e quindi progetti legati alla sana alimentazione per i ragazzi, i bambini delle scuole. Progetti importanti sono legati al mondo delle sponsorizzazioni e delle donazioni. Ogni anno facciamo una raccolta
portafondi importante a sostegno di progetti socialmente utili legati a progetti importanti. Negli ultimi anni abbiamo sostenuto il Burlo di Trieste, abbiamo sostenuto il Crodeviano, l'ospedale di Udine, di Pordenone. Cerchiamo veramente di fare quello che la comunità chiede e questi sono progetti che raccontiamo ai nostri clienti affinché poi loro, nell'estrema fiducia che hanno, donano l'arrotondamento dello scontrino che poi diventa un importante investimento. Tra gli interventi la partnership ormai di lungo corso con il Ministero dell'Interno, la Polizia di Stato e le Questure, particolarmente diretto lo scorso anno alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alla violenza di genere, e il sostegno economico diretto al mondo della didattica e dell'apprendimento con i progetti Sticker Mania e Scuola Facendo per l'acquisto di attrezzature e materiali didattici destinati a 577 scuole in Friuli Venezia Giulia, e poi la raccolta di fondi a sostegno di un innovativo progetto dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e Andos Onlus Udine in favore della prevenzione, della ricerca e della cura del cancro al seno. E ancora la nuova partnership con l'ISIS, l'Istituto Statale di Istruzione Superiore Turistico Economico Aziendale e per l'enogastronomia Bonaldo Stringer, con sede a Udine, strutturata per realizzare un percorso di studi triennale volto a ottenere la qualifica di addetto al commercio e alle vendite.